Questo vuol dire che si può fare pesca sostenibile, questo vuol dire che si può fare pesca certificata e oggi questa è la testimonianza che noi siamo stati certificati a marchio MSC. Siamo i primi nel Mar Mediterraneo, i primi in Italia, io direi i primi al mondo perché non esiste nessuno che abbia certificato a marchio MSC la vongola pevarassa lupino, diciamo pevarassa in dialetto. Si tratta della prima attività di pesca a ricevere la più importante certificazione di sostenibilità non solo in Italia ma in tutto il bacino mediterraneo. OP Bivalvia Veneto, in sinergia con Cogevo di Venezia e Chioggia, hanno ottenuto la certificazione MSC, un traguardo atteso da tempo. Noi facciamo 5 mesi di fermo biologico, peschiamo 2 giorni, 3 massimo alla settimana, chiudiamo aree di ripopolamento, facciamo semina di restocchi nelle aree meno produttive. Questo è il lavoro quotidiano che noi facciamo tutti i giorni. Una certificazione che è una garanzia anche per il consumatore, viene scritto chi le pesca, dove e addirittura l'orario in cui vengono pescate le vongole. Il Veneto con questo riconoscimento diventa un esempio. È il primo riconoscimento di tutto il Mediterraneo, cioè la strada è questa. Provo a fare una citazione per capirsi di una cosa che stiamo discutendo in questi giorni dopo l'approvazione, il CETA. Il CETA riconosce 41 prodotti italiani tutelati. È la più grande operazione che l'Italia ha fatto in Europa in un accordo commerciale. Ecco, se questa certificazione ci fosse stata 2 anni fa, ma adesso dovremmo lavorare, poteva essere il 42esimo prodotto. Questa certificazione, hanno detto, deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Questo è un distretto socio-economico che vale nel tempo, perciò produce ricchezza sociale, economica. È una cosa che è difficile da spiegare, ma è di un'importanza strategica per il Veneto e per questo distretto della pesca.